Cari amici, insomma, le feste quando iniziano contagiano anche i semplici cronisti di provincia, a cui il voyeurismo non si addice. Ma al di là delle battute tecnico-tattiche, come dicono i tecnici, scusate il gioco di parole, il carnevale di Rivignano è Teore tutto unico nel suo genere. Perché? Perché si coinvolge dal grande al meno grande e anche al piccino. Insomma, le feste continuano e allora la settimana scorsa abbiamo presentato quello che era successo a Daris e a Rivignano con un altro gruppo. Il martedì grasso invece ha chiuso le danze il gruppo Punto e Virgola, anzi l'associazione, Punto e Virgola. Siamo andati a trovarli per conoscere, capire e soprattutto divertirci. E allora alla chat reciture, let's go, si parte! Martina Ondorico, si va a chiudere il Carnevale 2014 a Rivignano, in particolare con l'associazione Punto e Virgola. I bambini, quelli piccoli e anche quelli grandi, sono già giunti sul posto di combattimento, dunque come si dice in questi casi, let's go alle danze. Quest'anno insomma è il terzo anno che Punto e Virgola ripropone questa festa di fine carnevale, appunto sperando di far felici sicuramente i bimbi, ma anche le mamme e i papà. Infatti quest'anno avremo tanti premi anche per i genitori, quindi insomma Punto e Virgola ha cercato di fare un po' il massimo per fare contenti davvero tutti. Ecco, li vediamo tutti scatenati tra l'altro. Assolutamente sì, anche perché insomma direi che bisogna, assolutamente in questa festa un po' finale bisogna far così. Certo, poi c'è da sottolineare questo, no? Visti i tempi in particolare, bisogna, come si dice, sdrammatizzare, no? Abbiamo qualcuno, futuri Paolini crescono, come si dice. Ringrazio appunto la parrocchia e nella persona di Don Paolo Brida che da sempre ci sostiene, anche quest'oggi insomma ci ha messo a disposizione l'oratorio per questa festa. Inoltre ringraziamo insomma tutte le persone che ci stanno vicino, che con noi insomma ci aiutano a realizzare tutto questo, e un grandissimo ringraziamento ai commercianti di Rivignano che da sempre hanno un grande cuore e anche questa volta insomma hanno fatto il meglio per noi, per tutte le mamme, per tutti i papà qui presenti oggi. Quindi insomma Omar, vi invito a entrare a vedere questa festa Punto e Virgola. E intanto sta arrivando anche Don Paolo Brida, l'ho sentito da lontano, eccolo qua. Allora, il cowboy e l'indiano hanno accompagnato Don Paolo Brida, una bella festa innanzitutto, anche diciamo così Giove Pluvio ha deciso di stare un po' lontano. Finalmente sarebbe ora, e occasioni per incontrarsi, no? Per far incontrare i bambini, e quindi sono belle occasioni, no? Senta, perché funzionano le manifestazioni all'interno della sua parrocchia? Perché ci sono bravi genitori, bravi collaboratori, e tutti hanno lo scopo proprio di far stare insieme tra di loro e soprattutto i bambini, e i bambini che respirano questo è chiaro che trovano un ambiente favorevole alla crescita. Possiamo dire, va molto di moda in questo periodo, no? Le larghe intese, voi le sapete applicare? Sì, cerchiamo, insomma, dopo si sa che dappertutto c'è il pro e il contro, ma insomma cerchiamo di andare avanti. Cosa dobbiamo aggiungere ancora? E dobbiamo aggiungere che ci vorrebbe anche in tutta la società appunto, no? Questa comunione di intenti, anche di proposte, no? Vedere il bene maggiore e vedere il bene comune, non quello privato, non quello del proprio orticello, non quello del proprio tornaconto, no? Quindi questi bambini da questo punto di vista sono un esempio insieme ai loro genitori. Allora, diciamo una cosa, l'associazione Punto e Virgola non è solo festa di carnevale, ma ci sono varie iniziative, no, in corso nel 2014. Assolutamente sì, adesso stiamo per esempio è iniziato un corso yoga per bambini da 6 a 10 anni, inizierà il prossimo mese un corso yoga per adulti, quindi diciamo che tocchiamo tutte le varie età della vita, e stiamo facendo comunque sempre lo spazio 03 il mercoledì e il venerdì con una nuova maestra che è Giorgia, e per bambini anche con i genitori, quindi varie iniziative sia con i genitori che senza di loro, solamente con i bambini più piccoli, così come c'è di nuovo gioco motricità, che è sempre una cosa che noi facciamo per appunto il benessere psicofisico del bambino.
Ecco, ricordiamo che per qualsiasi informazione, insomma, il telespettatore di Rivignano e Teor, ma anche dei comuni vicini, si può rivolgere presso la vostra sede a Flambruzzo, no? Noi abbiamo la sede a Flambruzzo, così come abbiamo comunque un sito internet che è comunque in costruzione a breve, e su Facebook ci trovate a associazione.virgola. Avete anche Twitter? No, Twitter no, ci manca, presto lo avremo anche. È vero, è vero. Ecco, ma perché bisogna coinvolgere la gente attraverso la vostra associazione? Sì, perché è bello stare con i bambini, perché è bello fare le cose per i bambini, e quindi ci divertiamo anche noi in primis a fare comunque le cose per i bambini, e è comunque una cosa che in questo paese, Rivignano Teor, manca secondo noi, e quindi ormai sono 3 anni che noi stiamo facendo questa cosa, siamo molto contenti e partiremo anche con il centro estivo, il prossimo futuro centro estivo per il comune di Rivignano Teor. Possiamo dire che si divertono più i genitori dei bambini? Sicuramente, più noi che i bambini, questo è sicuro, sì sì. Come sempre, Guarda che Stella vuole ritornare a farvi conoscere anche quello che è stato, quello che si è fatto nelle precedenti stagioni. E allora torniamo indietro di circa 2 anni, per l'esattezza proprio a marzo, a fine inverno, inizio primavera, per riscoprire, risentire dalle parole del sindaco del comune di Rivignano, oggi commissario straordinario del comune di Rivignano Teor, l'avvocato Mario Anzil, per sentire da lui, insomma, di una bella iniziativa, la Banca del Tempo. È un'iniziativa che noi avevamo inserito nel nostro programma e che è stata seguita dal vice sindaco, il professor Edi Barontoaldo. Si tratta appunto di una banca che intermedia tra le esigenze di chi ha del tempo a disposizione da dedicare agli altri e chi invece ha la necessità di aiuto nelle piccole faccende domestiche. Quindi un'iniziativa dall'alto valore etico ma anche sociale e di solidarietà e di volontariato, perché come diceva Calvino, una città non è solo uno scambio di merci, ma è anche uno scambio di gesti, di parole, di emozioni, di memorie, di ricordi, di saperi, e perché no, è anche uno scambio di tempo, che in fin dei conti è una delle risorse più importanti che ciascuno di noi ha. 1, 2, 3, 4. Grazie a tutti per l'ascolto, non resta che augurare una buona prosecuzione di giornata con i programmi della nostra rete televisiva. Alla prossima! Ba 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 ba.